Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Telefriuli Estate. Ritorniamo a Talmassons, in particolare nel locale del CDA, Lounge Bar di Talmassons, per una puntata dedicata anche questa volta alla danza e non solo. Infatti apro con la direttrice artistica della DNA Danza di Tricesima e Udine, Samantha, e Giorgia, che è ritornata con noi, con insegnante della DNA Danza, per una serata che appunto ricorderà tantissimo la danza, perché ci saranno 3 esibizioni per una scuola che è sempre molto viva, è sempre vicino ai ballerini, e avete appena terminato, immagino, i saggi, ma siete già proiettati a settembre, immagino. Esatto, adesso vedrete 2 assoli e un passo a 2 dei nostri ragazzi. Ci saranno Soffitoso, Giulia Cumini e Gabriele Iurilli che ci presenteranno questi 3 balletti. Adesso noi appunto siamo un attimino in vacanza, comunque continuiamo con alcune lezioni, ma ripartiremo con tutti i corsi da settembre. Quindi. La stagione com'è andata? Il saggio finale, so che avevate anche a Tricesimo un appuntamento in centro. Sì, abbiamo fatto il primo saggio il 7 giugno al Teatro Giovanni da Udine ed è andato molto bene, e dopodiché ci siamo replicati il 17 giugno in piazza a Tricesimo e anche quello è stato un successo. Quanti ragazzi contate? Avete una stima approssimativa? Sì, siamo circa sui 300 ballerini e 10-12 insegnanti, quindi siamo... Tanto lavoro? Sì, siamo una bella ciurma, dai. Questa sera 3 pezzi di che tipologia di danza? Allora, danza moderna, jazz e poi anche una contaminazione che vedrete come secondo pezzo. Intanto ringrazio Giorgia, che ormai è una mia fedele compagna di viaggio in queste trasmissioni legate alla danza. Solo un maschietto questa sera, più donne. Allora lanciamo un messaggio anche a chi ci sta ascoltando, magari anche qualche maschietto che vuole avvicinarsi alla danza, che è sempre più difficile trovarli. Sì, allora portate i vostri figli a fare danza, toglietevi questi pregiudizi, saranno sicuramente coccolatissimi e pieni di ragazze. Visto che sono sempre pochi e quindi vengono super coccolati e super viziati dalle ragazze, questo è poco ma sicuro. Noi vedremo per prima il passo a 2 di Gabriele Iurilli e Giulia Cumini, una coreografia ideata da loro, che si sono ritrovati e hanno mischiato un po' dei loro generi, quindi Giulia più jazz e Gabriele un po' più contemporaneo, e vedrete il risultato. Invece adesso andiamo a vedere un primo contributo filmato. Si tratta della notte romantica nei borghi più belli d'Italia. Nel servizio di Marta Rizzi andiamo a rivivere questa notte romantica, poi ritorneremo qui in diretta da Talmassons. Ok, voi vi posizionate. Immaginate una notte romantica che unisce Clauiano alla Spagna, Venzone alla Vallonia in Belgio, una notte dedicata all'amore e alla nostra storia, in grado di unire sotto la volta celeste i 200 borghi più belli d'Italia. È quanto accadrà sabato 24 giugno, in occasione della seconda notte romantica nei borghi più belli d'Italia, che fin dalla prima edizione, nel 2016, ha registrato oltre 1 milione di visitatori e che in Friuli Venezia Giulia vedrà protagonisti Cordovado, Fagagna, Gradisca, Poffabro e poi ancora Polcenigo, Sesto Arreghena, Toppo e Valvasone, oltre ai già citati Clauliano e Venzone. Ogni borgo d'Italia proporrà una serie di eventi personalizzati tra musica, cultura, arte, incontri, letture e poi danza, teatro, cucina, degustazioni e quant'altro. Sui social invece torna il contest fotografico Instagram Borgo Romantico 2017, che l'anno scorso ha totalizzato oltre 6 milioni di visualizzazioni nel mondo, e il concorso di poesia. L'obiettivo infatti è quello di diversificare l'offerta turistica locale, decongestionando le grandi mete turistiche, distribuendo equamente sul territorio i flussi. Un'alternativa per i turisti italiani e stranieri di conoscere ed esplorare l'entroterra. E se per l'edizione 2017 l'iniziativa ha varcato i confini nazionali coinvolgendo Spagna e Belgio, l'obiettivo degli organizzatori è quello di far sì che la manifestazione in futuro possa unire tutti i paesi europei in nome della bellezza e del romanticismo. Il 24 giugno sarà una notte speciale per i 10 borghi del Friuli Venezia Giulia, una
un'occasione per degustare menù molto particolari nelle piazze più belle dei nostri centri storici, un'occasione per assistere a degli spettacoli variegati, dal teatro alla letteratura, alla musica, quindi un'occasione per stare insieme nel contesto meraviglioso dei borghi più belli d'Italia. Un evento che si svolgerà in contemporanea in tutta Italia. Sì, è la seconda edizione di questo evento che diventerà sempre più importante perché mette insieme 4 parole magiche che sono molto ambite nel mondo, quella dei borghi, l'Italia, la bellezza, e adesso aggiungiamo il romanticismo, l'Italia che è il bel paese, che richiama proprio questi elementi fondamentali del rapporto tra le persone. Riteniamo che diventerà sempre più importante per la promozione turistica internazionale del nostro paese. Borghi più belli d'Italia che rappresentano un volano di crescita della promozione territoriale e della vocazione turistica regionale. Noi come Regione Friuli-Venezia Giulia su questo prodotto, fra virgolette, crediamo molto. Abbiamo puntato in questi ultimi anni risorse, abbiamo messo assieme traiettorie turistiche e stiamo realmente credendo che questo possa essere uno dei veicoli importanti della nostra offerta turistica, e quindi è sicuramente un prodotto che va incrementato e che va aiutato a crescere. This is a place where I feel
Complimenti, l'applauso a Gabriele Iurilli e Giulia Cumini. Andiamo un po' più avanti. Allora, innanzitutto bravi, complimenti, vi siete... Insomma, com'è tanto ballare qui sull'erba? Non è proprio semplice perché fa un po' da attrito, soprattutto nei giri, sì. Anche per te? Parecchio, sì, sì. Allora, come nasce questa coreografia? Perché appunto mi diceva... Tantissimo Moscerini stasera. mi dicevano le vostre insegnanti che siete stati voi a idearla. Esattamente, diciamo che siamo molto diversi, come si può notare, e il nostro desiderio era quello appunto di creare qualcosa di insieme, condividere questa grande passione che abbiamo per la danza e creare questa sorta di balletto dove appunto c'è questo amore che spesso non viene ricambiato, ma come si vede alla fine c'è questo riavvicinamento, diciamo. Siete solo amici voi? Sì, solo amici. Gabriele. È un pezzo rappresentativo, cerchiamo di rappresentare l'amore oltre allo stato sociale, al colore, alla nazionalità. L'importante è trovare qualcosa che accomuni e questo è l'amore per la danza in questo caso. Bravi, questo è davvero un bel messaggio. Allora voi adesso vi rilassate perché vi siete esibiti, fa tanto caldo, ci sono moscerini, ma insomma siete stati davvero molto bravi. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Talma Sons, dalla CDA Lounge Bar per Telefriuli Estate. Ci sarà un momento dedicato agli animali, a tra poco. Telefriuli Estate in diretta da Talma Sons, ma adesso ci spostiamo virtualmente in un altro bellissimo territorio, quello di Forgaria nel Friuli, assieme a Marco Chiappolino che è assessore allo sport, perché sono tantissime le iniziative sportive, non solo legate al vostro comune. Partiamo dal primo perché abbiamo un amico cagnolino qui assieme a Vittoria Varsani che è istruttrice di Obedience, dico bene, poi magari ne parlerai nel dettaglio, ma partirei con Marco per raccontare un po' prima questa iniziativa ma poi per presentare anche altre, perché voi siete davvero ricchi di idee anche oltre che di iniziative, perché davvero siete sempre ogni weekend occupati con qualcosa. Grazie Alexis di queste lusinghe e buonasera a tutti. Sì, stasera siamo qua a presentare un'iniziativa che è nuova per il nostro territorio e che si unisce già alle numerose iniziative ed attività che facciamo già da anni e che comunque promuoviamo, sempre in ambito turistico, sportivo e naturalistico soprattutto. E questo tipo di disciplina, questo tipo di attività si sposa benissimo con quello che noi appunto vogliamo fare, appunto un tipo di turismo naturalistico e sportivo, e si tratta appunto di un evento internazionale di cinofilia che si svolgerà tra l'Altipiano di Monteprat e il campo sportivo di Cornino tra la fine di giugno, dal 29 al 2 luglio. Ci saranno diverse dimostrazioni con anche una gara internazionale ed è un'iniziativa che Vittoria come consigliere dell'HC di questa società appunto nazionale ci ha proposto. Vittoria è già un'istruttrice e una persona conosciuta nel settore che già da anni opera sul nostro territorio e abbiamo voluto costruire assieme questo grosso evento che va appunto ad incastonarsi tra gli altri che, come dicevi giustamente, ogni weekend ci permettono comunque di aprire le porte a tutte le persone che vogliono venire sul territorio. Ecco. Un altro evento molto importante, magari non so, parliamo un po' più nel dettaglio di questo, poi magari lo spiegherò un po' meglio, è una gara di trail di questo interessante sport, ecco, che sta prendendo sempre più piede, che porteremo quest'anno sull'Altipiano di Monteprat e che si svolgerà il 6 agosto in collaborazione con il Sky Team di Gemona e assieme a dei concittadini, cito ad esempio quello che si è mosso più di tutti, Luca Coletti. Abbiamo voluto partire quest'anno con una gara importante sui nostri bellissimi territori dell'Altipiano, quindi tra Monteprat e le cime Flagiel e Montecorno ci sarà una gara entusiasmante che porterà anch'essa molte persone vocate
legate a questo tipo di attività appunto naturalistica e sportiva, e poi tante altre insomma, ma questa diciamo è particolarmente gradita perché di fatto è un tipo di disciplina, quella che presenteremo appunto tra le fine di giugno e i primi di luglio, che assolutamente, ripeto, si integra molto bene, specie con l'altipiano di Monte Prat, con questi paesaggi, con questi prati tranquilli dove veramente si può rilassarsi con i propri animali. Davvero il vostro territorio si presta, ma è la prima edizione, quindi è davvero una novità. Allora raccontaci un po' nel dettaglio che cosa succederà in quel weekend a Forgaria Victoria e ci presenti lui che è? Lui è Mennik von Kustem ed è un Ovavart, è una razza. Riusciamo ad alzarlo così anche i nostri telespettatori lo vedono meglio? Ecco, vedi che obbediente. Ecco. Ci saranno 3 istruttrici dall'estero, ci sarà il Martin Aust che ha vinto già 2 volte i mondiali, in più ci sarà una svedese che si chiama Lotta Linusson, e in più ci sarà il Re Lio che è un'istruttrice della Slovenia. Si partirà con le piste e alla fine, per chiudere questo evento, ci sarà anche una gara internazionale che sarò da un lato io giudice internazionale della Germania e una qua dall'Italia. Dovremmo avere anche delle immagini, delle foto, dei video che ci hai inviato. Quanti sono i cagnolini che faranno parte di questa iniziativa? Se avete già un numero e se anche le razze che parteciperanno? Il 70% ci saranno degli Ovavart, poi ci saranno dei Border Collie ben conosciuti, tutte le razze ci saranno. In più, sì, più o meno 30 partecipanti, però non si sa ancora quanti partecipanti per la gara perché le chiusure saranno lunedì. Allora chi è interessato si può ancora iscrivere. Chi deve contattare? Deve dare una mail, non so, chiedo a te oppure... Sì, può contattare anche il comune di Forgaria o anche a me, può contattarmi o tramite il sito dell'HCI, l'Ovavart Club Italia, che c'è sul sito trova tutto. Lui è addestrato già da piccolino? Sì, ha fatto sia l'obedience, lui però l'ho portato in agility fino al 3° brevetto, che questa razza normalmente non è adatta, cioè l'agility è uno sport che salti gli ostacoli, il tubo, e lì sì, devi essere veloce, purtroppo lui è grande, contro un border collie non vincerà mai, però abbiamo fatto il 3° brevetto. Sì. Ma tu lo porti dappertutto, infatti lui è buono, sta benissimo qui, tranquillo. Sta in casa, viene come in vacanze, dappertutto, prende come qualcosa da bere, tranquillo lui. Sì, no, sono tranquilli loro, sono cani da guardia, devi essere coerente con loro, però sono tranquilli. Senti, quali sono le tue aspettative in riferimento a questa prima iniziativa appunto legata a questo territorio e a questa tipologia di cane? Di portare un po' avanti la cinofilia qua nel Friuli, perché purtroppo sì, un po' tanto direi, un po' tanto alle altre regioni dell'Italia siamo un po' indietro. Spero di portarlo un po' avanti, di fare un bel giro anche di cinofili e poi fare forse parte anche una volta del team italiano per andare ai mondiali, perché no? Immagino poi quante soddisfazioni ma anche quanti sacrifici anche a livello economico, no? Per portare avanti naturalmente mantenere anche un cane di questo tipo e soprattutto seguire tutti questi corsi. Sì, è un po' alto, però sì, si spera sempre per un sponsor, allora se c'è qualcuno qua perché no, però sì, anche passione, è passione come tutto lo sport, cioè è inutile cercare, lì è passione, lavorare insieme, vedere che si va avanti, sì, è bellissimo vedere i progressi che fa anche il cane, le esperienze. Mi bacia! Le esperienze, il contatto con l'altra gente, quando vai in gara vedi della gente, bellissimo, è bellissimo. Allora, ricordiamo precisamente quando a Forgaria e anche gli orari per chi fosse interessato proprio a vederlo. Okay, allora ci troviamo a Forgaria, iniziamo il 29 giovedì dalle 9 in poi a Monte Prat.
giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sabato sera di notturna ci sarà la gara internazionale che iniziamo alle 7 di sera. A Cornino, scusate, sì, a Cornino ci sarà la gara internazionale. I stage saranno tutti su a Montebrat perché anche per i cani è meglio non fare questo caldo come qua sotto. Bene, brava Vittoria. Ricordiamo qualche altra iniziativa, magari quella più vicina dopo a questa appunto che è quella più vicina a fine di giugno, primi di luglio. Sì, volentieri. Io di fatto anche per chiudere questo momentaneamente questo argomento qua, perché comunque vi aspettiamo tutti ovviamente per questi 4 giorni sul territorio. Volevo ringraziare anche, oltre all'amministrazione comunale, a Vittoria, alla loro realtà, chi ci dà una mano per realizzare questo, ovvero la riserva di caccia locale anche, che farà anch'essi faranno comunque una dimostrazione durante la giornata di domenica, e anche l'associazione Atletico Grifone, che è l'associazione che darà una mano per quanto riguarda la parte di Cornino. E le associazioni sono ovviamente, assieme chiaramente all'amministrazione comunale e a chi ha passione per il territorio, il motore anche per altre iniziative. Infatti subito dopo avremo già a luglio 2 weekend con la festa Flagonia, con la tradizionale corsa delle botti, delle quali abbiamo già parlato anche gli anni scorsi, e avremo anche una importante gara ciclistica di esordienti a circuito lì sul territorio, disciplina il ciclismo che di fatto a Forgaria è ovviamente ormai radicata, sulla quale abbiamo investito ormai da anni. Abbiamo avuto anche quest'anno il passaggio del Giro d'Italia, e avremo anche poco prima della gara di trail, quindi poco prima del 6 di agosto, il 4 e il 5, addirittura 2 tappe del Giro del Friuli, con arrivo il 4 su Altipiano di Monteprat, quindi arrivo in salita su Altipiano di Monteprat, che sarà molto, molto bello, e ripartenza il giorno dopo del Giro del Friuli, tappa dalla piazza di Forgaria. Quindi una serie di comunque iniziative che tante volte dobbiamo anche purtroppo fare un po' di selezione, perché qualche volta qualche iniziativa magari cozza con un'altra, ma siamo veramente felici perché comunque abbiamo, specie nel periodo estivo, tutti i weekend pieni, ecco, di iniziative. Allora cercheremo di raggiungervi per qualche diretta, sicuramente in quel territorio, per stare anche un po' più freschi. Immagino che la si stia meglio rispetto a qua. Monteprat sicuramente, ecco. Poi questo va ovviamente a unirsi a quello che è il mondo della nostra riserva naturale del lago di Cornino, dove anche loro promuovono continuamente iniziative varie, per le quali comunque abbiamo anche già modo magari di incontrarci, ecco, per la promozione di volta in volta, rivolte anche ai bambini, ecco. Comunque insomma ci sono tante iniziative anche proprio di educazione per i bambini all'interno della riserva. Allora Marco, noi verremo a trovarvi sicuramente a Forgaria, magari a luglio-agosto ci organizzeremo per una diretta da voi. Io vi faccio un grosso in bocca al lupo per questa prima volta a Forgaria con questo bel cagnetto, che adesso è un po' tranquillo, cioè nel senso sarà stanco, anche lui sentirà il caldo qui, però insomma è davvero molto bravo. Complimenti Vittoria per ciò che fai, in bocca al lupo allora. Grazie anche a te per averci portato qua, veramente grazie. Marco, grazie, ci ritroviamo allora sicuramente a Forgaria, ma magari anche chissà in zona ci ritroveremo per parlare delle vostre iniziative, e noi rimaniamo sempre in tema animali con la Fattoria degli Animali, curata da Marta Rizzi e Valentina Viviani, con qualche consiglio utile proprio per gli animali che adesso devono anche loro sopportare il caldo. Allora vi lascio la fattoria e poi ritorneremo in diretta qui a Telefilm Estate da Talmasson. Arriva l'estate e ci si prepara per le vacanze e il divertimento, pronti a godersi un po' di meritato relax. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici animali. Ecco quindi i consigli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. 1. Mai lasciare un animale da solo in auto. La temperatura all'interno dell'abitacolo può raggiungere livelli letali, anche con il finestrino aperto e anche se la macchina è parcheggiata all'ombra. 2. Se vedete in un'auto un animale in difficoltà, potete intervenire contattando le forze dell'ordine e un veterinario reperibile. 3. Come riconoscere un colpo di calore. All'inizio il cane appare a disagio, irrequieto e ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Poi potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. 4.
Primo soccorso in caso di colpo di calore. Spostate subito il cane in un luogo fresco e ombreggiato e rinfrescatelo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e all'inguine. Appena possibile consultate un veterinario. 5. Mettete sempre a disposizione acqua fresca per i vostri animali. Portateli in passeggiata la mattina presto e la sera. 6. Andare in spiaggia è molto divertente anche per i cani, ma attenzione alla sabbia e all'acqua di mare che possono causare irritazioni della pelle. Sciacquateli accuratamente con acqua dolce, facendo particolare attenzione tra i polpastrelli. 7. Quando giocate con il cane in spiaggia fate molta attenzione che non ingerisca sabbia, in particolare eventuali corpi estranei che possono nascondersi nella sabbia, come ami, lenze e cocci di vetro. 8. Il pelo degli animali ha una funzione di protezione dal freddo, ma anche dal caldo e dai raggi solari. Consigliamo quindi di non tosarli e nel caso di assicurarsi di lasciare una lunghezza sufficiente a proteggerli. 9. Durante tutta la stagione calda applicate regolarmente un antiparassitario adatto alla specie e alla taglia. 10. Le punture di insetto possono interessare anche i nostri amici con la coda e in alcuni casi causare reazioni allergiche pericolose. Se notate un insolito gonfiore, arrossamento della pelle o prurito, contattate subito il vostro veterinario. Ultimo, ma non meno importante, incoraggiamo una felice convivenza con chi non possiede un animale, tenendo il cane al guinzaglio se ci sono altre persone e pulendo subito dove il cane sporca. Trovano le vittime sepolte sotto le valanghe, scavano tra le macerie di un terremoto, cercano persone scomparse, salvano vite. Sono i cani eroi del soccorso alpino che non si risparmiano, come i loro colleghi umani, quando c'è una situazione di emergenza. Li abbiamo visti all'opera e ci siamo commossi insieme a loro durante il difficile recupero dopo la slavina che ha colpito l'hotel di Rigopiano lo scorso gennaio. Ma si sa, di questi cani eroi, come dei volontari, non ce n'è mai abbastanza. E così è positiva la notizia che 3 aspiranti operatori cinofili del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia hanno seguito e superato con successo i corsi nazionali per unità cinofile da ricerca in superficie, che si sono tenuti in Piemonte a Bardonecchia, in Alta Val di Susa, ai primi di giugno. È qui che ha sede la Scuola Nazionale per Unità Cinofile del Soccorso Alpino Nazionale ed è qui che viene valutata l'idoneità ad operare negli interventi di ricerca dispersi di questi tecnici specializzati. Si chiamano unità cinofile perché, pur essendo composte da un uomo o donna e un cane, costituiscono un insieme indissolubile e insostituibile in situazioni di ricerca e non solo, rimanendo sempre uniti. I candidati seguono un percorso di formazione e allenamento che si svolge nell'arco di tutto l'anno in seno al CNSAS Friuli Venezia Giulia, con la supervisione di istruttori nazionali per poi sostenere i corsi finali ed essere valutati idonei o meno. Quest'anno hanno partecipato al corso di Bardonecchia 3 unità cinofile dal Friuli Venezia Giulia, confluendo ciascuna in 3 distinte classi determinate dall'età del cane. Si tratta di Luca Zanette, della stazione di Maniago, che ha fatto il corso con Tasca, una femmina di pastore belga malinois di 5 mesi frequentante la classe Cuccioli. Daniele Mozzi, della stazione di Forni a Voltri, con Taris, un pastore belga malinois di 15 mesi, iscritto alla classe A. E infine Bruno Zilli, della stazione di Forni di Sopra, con York, un border collie di 2 anni, iscritto alla classe B. Tutti, ha riferito Hermes Del Pol, coordinatore cinofilo del Friuli Venezia Giulia, hanno superato brillantemente le prove valutative della classe a cui erano iscritti e il cinofilo Zilli ha acquisito il brevetto di operatività, risultando, a detta degli esaminatori, tra le migliori unità cinofile promosse operative quest'anno. Un risultato lusinghiero che premia il lavoro di un gruppo che opera in un settore tra i più impegnativi del soccorso alpino. La specializzazione per la ricerca in superficie è solamente una tra le 4 presenti nel comparto cinofilo del soccorso alpino. Poco prima della stagione invernale, le stesse unità verranno anche valutate per l'acquisizione del brevetto di operatività per la ricerca in valanga e durante l'arco dell'anno per la ricerca in macerie. Altrettanto impegnativo è il lavoro per la formazione e il mantenimento dell'operatività dell'unità cinofila molecolare, di cui in Friuli è presente un esempio unico. In questi giorni la cinofila Claudia Colledani sta partecipando a Bad Borishofen, in Germania, a un seminario internazionale di Mantrailing organizzato dalla polizia tedesca, dove si sta confrontando con esponenti della cinofilia da soccorso provenienti da vari paesi europei e americani. La Colledani è assieme al suo Galileo Toby, figlio di Joker, il cane da ricerca molecolare della polizia svizzera che ha fornito un fondamentale contributo durante le indagini del caso Yara Gambirasio.
Ed eccoci di nuovo in diretta da Talmassons. Avete visto la fattoria degli animali, ogni giovedì l'appuntamento fisso curato da Valentina Piani e Marta Rizzi, ed ora un altro momento dedicato alla danza con questa bella ragazza che è Soffittoso, con la coreografia di Samantha Rosini e Veronica Ica Bernardi. Poi ne parleremo, adesso lei si esibisce in diretta. A te Sofì. Shaking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. L'applauso anche a Sofia, che è davvero anche una bella ragazza. Allora Sofì, prendi fiato così parlo intanto con Samantha, perché a me piace sempre scoprire come nasce una coreografia. Allora, questo è un esperimento che abbiamo fatto, una mista alla dancehall. In effetti la coreografia è mia e sia di Veronica, e insieme abbiamo collaborato per preparare questa coreografia un pochino diversa dal solito. Lei ha una grinta da vendere, come avete visto, nonostante la sua giovane età, ma solo 16 anni, e si è esibita anche al concorso con questa coreografia World Dance Trophy del Friuli Venezia Giulia a Lignano. Lei sta comunque seguendo la preparazione atletica del progetto Lidia Dice, diretto da Lidia Karev, e questi sono i risultati di questa unione di più persone. Sei soddisfatta anche se sei esibita qui nell'Erba, magari è più difficoltoso? Sì, no, sono stati bravissimi tutti, in effetti non è il terreno ideale, però sono stati bravissimi tutti e tre, sì. Sofia, hai preso fiato, sei piccolina, sei giovane, però insomma dal talento. Ci dici qualcosa? Te la senti dire? Sei soddisfatta intanto della tua esibizione? Sì, molto soddisfatta. Sì. Da quanto tempo danzi? Da quando avevo 2 anni e mezzo. Quindi da praticamente piccolissima. Sì, era la sentivi nel sangue? Sì, sì, anche perché questa coreografia è stata costruita su me stessa e quindi me la sento. Brava e bella Sofì, grazie per aver partecipato a questa diretta. Noi ora andiamo a vedere un altro contributo filmato. Giochi d'estate naturalmente fa riferimento a tutto lo sport estivo, e in particolare questa sera andiamo a vedere un servizio dedicato al campionato italiano assoluto di vela d'altura 2017. Vediamolo assieme. Magic in the air, head to toe so clear. Look out! Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Downtown. Oh, they don't know. Downtown. I bet they know as soon as we walk in. Showed up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Continua a soffiare, anche se con intensità medio-leggera, il vento sul campionato italiano assoluto vela d'altura 2017 Torfero Stroili, organizzato dal Club Handiball in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, l'Unione Vela d'Altura Italiana e il Comune di Falcone. La seconda giornata di regate ha consegnato altre 2 prove valide per la classifica generale. Giornata tipicamente estiva con temperature elevate, cielo sereno, un vento che ha faticato a distendersi, ma non ha voluto rinunciare all'appuntamento con la vela tricolore, consentendo al presidente del comitato di regata, Domenico Guidotti, di dare il via alle ore 13:18 alla prima prova per il gruppo A, con un vento intorno ai 6 nodi di ribeccio rafficato fino ai 9 nodi. A 10 minuti di distanza, dopo il richiamo generale, è partito anche il gruppo B e alle 15:20 è partita la seconda
seconda prova con vento di intensità intorno agli 8 nodi. Le classifiche generali provvisorie, che segneranno 5 titoli tricolori, iniziano intanto ad allinearsi dopo la seconda giornata di regata, che è servita ad affinare gli equilibri di bordo e definire le scelte tattiche per la conquista del titolo di campo. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, oh, so clear. They be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Now, watch me break it down like 24 karat, 24 karat magic. What's that sound? 24 karat magic. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. What y'all trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Put your pinky rings up to the moon. What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Telefilm Estate in diretta dal CDA Lounge Bar di Talmassons per una serata davvero danzante, possiamo dire così. Abbiamo visto 2 esibizioni, adesso ci sarà un assolo. Ritorna Giulia Cumini ed è un assolo che ha ottenuto un premio. Sì, riconoscimento. Sì, ha vinto il primo premio al concorso Cupido a Padova nel febbraio di quest'anno. La coreografia che balla Giulia è della sua mamma, che è Sandra Rizzotti, con una bravissima insegnante che collabora con Samantha da tanti anni. E a voi Giulia. Ok, adesso però Giulia è pronta? Sì. Via con la base. between two minds and all the places they have been, the spaces in between.
applauso a Giulia Cumini. Questa sera hai fatto gli straordinari perché già è il secondo pezzo, però sei talmente abituata che adesso prendi il respiro e mi spiegherai un attimino qual è il significato anche per te di questa coreografia, visto che l'ha fatta tua mamma, no? Sì, esattamente. Per me è stato molto particolare, nel senso è strano che la propria mamma ti fa una coreografia, soprattutto fare lezione con lei, però è stato molto anche bello portarlo soprattutto a un concorso e vincere. Soddisfazione per mamma e figlia. Insomma. Esattamente, sì. Allora, brava, davvero brava e bella Giulia Cumini. Senti, in un futuro adesso tu fai un po' di vacanza, poi partirai, vero? Sì, parto a settembre per un anno accademico a Nizza, come ballerina e come studente appunto dell'Accademia. Quanti ne hai tu? 21. Da quanto tempo danzi? Da quando avevo 3 anni, quindi da sempre, diciamo. Bene, quindi proprio anche tu sei nata con questo talento, con questa passione. Esatto, sì. Allora, adesso andiamo a vedere un altro contributo filmato, perché noi domani saremo ad Aris di Rivignano per i Green Games, e allora andiamo a vedere quello che proprio è un'anticipazione di quello che sarà il weekend di Aris di Rivignano, e poi ritorneremo in diretta da Talmassons. Siamo al CDA Lounge Bar con il gestore Ivan Kollovig, barman, ed è gestore anche appunto di questo locale che ogni weekend e non solo è animato da parecchie iniziative e eventi che vi organizzate. Certo, facciamo come sempre tutte le settimane il martedì sera la festa Noce de Huerga e poi il venerdì ogni settimana il Coconut, una serata con DJ set e presentazioni di eventi cocktail particolari, tutti a tema. Infatti il Coconut, se non sbaglio, è un tuo cocktail che poi verrà presentato anche nella nostra rubrica dei cocktail nelle prossime settimane. Ed è un cocktail che hai inventato tu oppure riguarda un tuo viaggio, se non sbaglio? Allora, è una rivisitazione di un cocktail che ho conosciuto a Formentera quando sono andato in viaggio con Fabrizio Cattelan, il titolare di CDA. A Formentera si chiamava la Martelada e ha un po' un percorso particolare nei nostri ricordi. L'ho voluto rivisitare proprio per questo tipo di festa e rialleggerire, perché era, come il nome diceva, una martellada. Senti, tanti giovani, soprattutto del posto, arrivano. Mi ricordo che appunto la scorsa puntata avevamo intervistato un po' di ragazzi, ma immagino che poi la musica live oppure anche dei cantanti che voi avete chiamato richiami ancora di più l'attenzione dei giovani. Sì, cerchiamo di prendere un pubblico vario e misto, un po' sia della zona qua di Talmassons, Flumignano e di limitrofi, ma comunque richiamiamo anche gente da Udine, da Lignano, un po' da tutte le parti, perché comunque il locale si presta, è un locale per un pubblico adulto e non, e le iniziative che stiamo facendo sono un po' per tutti i palati.
Ivan, grazie per averci anche oggi ospitato per la diretta e in bocca al lupo per le prossime serate e per il termine di questa serata naturalmente. Crepi, e un grazie a voi che siete stati presenti qua con noi, grazie mille. Allora, noi siamo pronti per il selfie finale, loro sono già messi in posa perché poi noi abbiamo l'abitudine sia di farlo in apertura con di solito il mio collega, questa sera non dobbiamo farlo, faremo in chiusura il selfie che poi viene postato una pagina di Telefilm Estate, ma ricordo ai telespettatori che oltre ai vostri selfie che ci inviate ogni giorno, ci mandate anche delle richieste, cioè ci mandate davvero tante cose nella nostra pagina Facebook, anche i video, e questa sera infatti chiuderemo con un video molto simpatico di un cagnolino che è a Venezia e fa la sua vacanza a Venezia al Lido, quindi davvero ci arrivano le vacanze anche degli animali. Voi quando è che andate in vacanza? Cambiamo domanda. Domanda di riserva? No, i primi di agosto, dai. Voi andate in vacanza? No. Lavorate continuamente? Mi alleno tutto il giorno e le sento da lei. Vacanze quando? Niente vacanze, diciamo. Qualcosa ad agosto anch'io, sì. Tu che sei piccolina andrai in vacanza? Agosto, sì, a fine agosto. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati presenti anche oggi, insomma la danza a me piace, ma anche i telespettatori rispondono sempre con affetto e con partecipazione, scrivendo e facendo i complimenti anche a voi che vi siete esibiti spesso nel corso delle nostre trasmissioni. Ritornerete sicuramente perché ci piace, poi proponiamo anche, come ieri sera eravamo al Mercoledì del Sarpi, abbiamo riproposto gli estratti della scorsa puntata, e quindi ogni tanto poi vi rivedrete anche voi in trasmissione, anche se non dal vivo in registrata. Giorgia, grazie. Grazie a te Alexis, grazie di tutto. Mandateci i selfie delle vostre vacanze, mi raccomando, quando andate in vacanza, poi noi li proponiamo in chiusura di Telefilm Estate. Io ringrazio Davide Nicolicchia, la sua prima di Telefilm Estate con me, ringrazio in regia Pierangelo Butazzoni, vi lasciamo a questo simpatico video ricordandovi che domani saremo in diretta da Aris di Rivignano sempre dalle 21:15. Grazie e buona serata.